Amici di Sportisini, amanti del calcio dilettantissimo, amanti del calcio in generale, ben trovati a questo primo appuntamento di Localcio Extended Version. Ve l'abbiamo preannunciato oggi pomeriggio, ci abbiamo lavorato un po', però poi alla fine è diventata realtà questa nuova versione, questa nuova realtà di Localcio. Ci ampliamo, allarghiamo i nostri orizzonti, anche perché del resto mai come quest'anno anche il campionato di Serie D è a forti tinte isolane, a forti tinte siciliane, quindi abbiamo deciso di così raddoppiare il nostro impegno, la nostra presenza al vostro servizio, al vostro fianco, per garantire anche ai tifosi e agli appassionati delle 12 squadre siciliane che fanno parte del campionato di Serie D Girone I una trasmissione a loro estremamente e esclusivamente dedicata. Oggi, come potete vedere, sono da solo perché il mio compagno di viaggio Salvorifici purtroppo è stato impossibilitato ad affiancarmi. Purtroppo devo darvi anche un'altra brutta notizia: purtroppo non sarà dei nostri mister Nicolò Terranova, il tecnico della Nissa. Ci tengo a precisarlo, non per via del risultato maturato ieri contro il Siracusa, tra le altre cose vedremo anche le immagini della partita, ma perché per via di un improvviso impegno familiare che lo ha costretto a non potersi collegare con noi. Naturalmente lo aspettiamo nelle prossime edizioni di quella che fondamentalmente è una trasmissione che adesso si sdoppia, come si può tranquillamente intuire anche da quella che è stata la nostra descrizione del nuovo ciclo targato Localcio. Una prima parte interamente dedicata al massimo campionato dilettantistico nazionale e poi il consueto appuntamento con eccellenza, promozione e curiosità dal calcio isolano al 100%. Ricordo che avremo come ospite qui in studio Giuseppe Pagano, allenatore, che con uno sguardo un po' più ampio, senza naturalmente legami come è stato per esempio negli anni scorsi, potrà dire la sua, naturalmente senza peli sulla lingua come è sempre stato abituato a fare. Naturalmente l'invito è a seguirci, a condividere anche la diretta qui appunto da Localcio e leggo subito i primi messaggi, partendo da Niccoda Milazzo che saluta da Marsala, poi Fabri che scrive con la Serie D programma più interessante. Siamo ben felici che vi piaccia e naturalmente l'obiettivo è quello di renderla appunto più interessante, naturalmente più variegato. Del resto Localcio nasce come casa dello sport siciliano, non può che esserlo ancora di più con la Serie D, in cui fondamentalmente 2 squadre su 3 rappresentano la nostra bella isola. E partiamo proprio dalla Serie D. Purtroppo stravolgimento di scaletta, questa volta non per via di quelle che sono state le notizie, come è stata la scorsa settimana con le voci da Gela che poi sono state confermate, e con le notizie da Marino. Questa volta stravolgimento di scaletta a causa purtroppo dell'assenza forzata di mister Terranova. Partiamo un po' da quello che è il riassunto della giornata, terza giornata del Girone I di Serie D, dove alla fine del turno c'è una sola capolista, ovvero sia la Scafatese, che ha sconfitto nettamente il Licata 4-0 in terra campana, e quindi la formazione di Scafati è al comando della classifica. Ma occhio, perché stanno risalendo le big Siracusa e Reggina, che hanno vinto rispettivamente contro Nissa e Nuovegia Virtus, in entrambi i casi in trasferta. Tra altre cose purtroppo c'è stato un brutto episodio legato proprio alla partita tra Nuovegia Virtus e Reggina, che è stata denunciata non soltanto dalla squadra Amaranto ma anche dalla stessa squadra di casa, in cui è stato colpito Girasole, uno dei giocatori in maglia Amaranto, in maglia calabrese. Naturalmente vedremo anche quali saranno in questo senso le conseguenze di quello che è per l'appunto appunto la situazione. Intanto ne approfitto ringraziando Salvo Geraci, lo saluto in regia, per aver mandato la classifica. La leggiamo molto velocemente, poi andremo con le immagini del primo
highlights, ovvero sia quello tra Scafatese e Licata. Intanto classifica con appunto la Scafatese al comando della classifica, 9 punti per i campani, poi a 6 punti c'è un gruppetto di 5 squadre, Siracusa, Regina, Locri, Pompei e Sambiase, 5 punti per Paternò ed Enna con i gialloverdi che hanno ottenuto sotto la guida di Mister Pagana la prima vittoria di questo campionato, 4 punti per Castrum Favara, Vibonese e Acireale, 3 punti per San Cataldese ed Igia Virtus, 2 punti per Nissa e Ragusa, 1 punto per Città di Santa Catellicata. Infine chiude a quota 0 l'Acragas, che fino a 2 ore fa avremmo detto, mentre possiamo tornare qui in studio, fino a un paio di ore fa avremmo detto l'Acragas di Mister Lillo Bonfatto, non è più purtroppo l'allenatore del gigante, il tecnico siciliano. Ne parleremo ovviamente più avanti, anche la curiosità di leggere e sentire i vostri commenti, ma prima andiamo a Scafati con le immagini prodotte dall'ufficio stampa della Scafatese, le immagini del rotondo 4-0 con cui la Scafatese ha avuto nettamente ragione del Licata e si è proiettato da solo, dopo 270 minuti, da solo in testa alla classifica. Vediamo. Stessi. Pertanto si invitano gli spettatori. Sarà Scafatese Licata partiti. È iniziata la giornata numero 3 della squadra. Liberta prova la verticalizzazione nella zona di Neglia. Il tocco per Ciro Foggia e salva per Tole anche Markic. Il cross è proprio nella zona di Markic, che impatta di nuca, non è lui che prova la verticalizzazione nella zona di Gagliardi, poi Foggia ha provato il destro volante, non ha trovato la porta. In gioco ci sarebbe Gagliardi sulla sua catena sinistra, Gagliardi che va proprio ancora da Sant'Appia, che si è proposto il cross al centro, poi c'è Aliperta che porta il pallone sul sinistro, il sinistro di Aliperta e il miracolo di Rossi, ma che sventagliata! Spazio anche per provare il cross nella zona di Vacca, poi c'è Foggia, Foggia la rimette in mezzo, il colpo di testa di Esposito, Vacca! E Rossi si distende sulla sua sinistra, non è... Stavolta a battere il calcio d'angolo sarà Mimmo Aliperta col sinistro. Poi c'è Alessio Esposito, è uno schema, Esposito, la palla in rete! La puntata di Alessio Esposito, che non è stato marcato da nessuno, è stato trovato benissimo da Mimmo Aliperta. Il giocatore delicata si è fatto sentire in maniera incisiva sulle incursioni della Scafatese e adesso prova la gittata lunga Sant'Arpia, poi c'è Raffaele Vacca che prova il destro, l'esterno destro non preciso, termina fuori. E infatti arriva proprio in questo momento, si va negli spogliatoi. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Grazie al pressing di Aliperta, che però adesso perde il pallone. Bonanno che poi ancora la verticalizzazione, il destro, Becchi che risponde, ci ha provato proprio Lamberta su Caramanno, Neglia che prova a non far girare il difensore con il numero 6, il tocco è per Lanza, poi il lancio di Pertosa, pressing ancora alto da parte della Scafatese che recupera il pallone, il tocco è per Gagliardi all'interno dell'area, anticipato ma non è finito, la rete della Scafatese ancora con Alessio Esposito che va a inserirsi su tocco dell'avversario e va a mettere la palla in rete per il 2-0 per la sua doppietta, con Giuliano che mette in movimento Rossi. Si alza il pressing di Foggia, allora Rossi è costretto a cercare un aiuto che non trova, ancora Foggia contro Rossi, Foggia in posizione regolare, anticipato stavolta il numero 9. Adesso Neglia prova il cross al centro nella zona di Gagliardi che mette a terra il pallone, Gagliardi potrebbe liberarsi per il destro, il tocco per Aliperta di sinistro, Rossi traversa e ancora traversa e poi la palla non entra. Cosa è successo al Giovanni Vitiello? Aliperta mantiene la sfera con il suo sinistro, prova a studiare il posizionamento dei suoi compagni, servito Gagliardi però non riesce a filtrare il pallone, allora ancora Raffaele Vacca che va da Alessio Esposito, imbeccata per Palmieri che prova il destro e stavolta viene premiato
arrivato il numero 27 che va a realizzare la sua prima rete con la maglia della Scafatese dopo un bel inserimento. Adesso però è entrato Antonio Potenza, la Scafatese recupera ancora palla con Raffaele Vacca, il tocco proprio per l'autore del gol Ciro Palmieri. Vacca ancora di tacco per Potenza che allarga dall'altro lato del Gagliardi, calcio champagne del suo Avvitiello. Gagliardi può portare la palla sul destro, non riesce a liberarsi per il tiro, ma che bella transizione offensiva degli uomini di Franco Fabiano che recuperano ancora il pallone e adesso lo gestiscono ancora con Gagliardi, il destro non va. Attenzione Markic, poi Furina che anticipa il ritorno di Aliperta, si prova a far vedere Bonanno che porta il pallone prima sul sinistro poi sul destro, entra in area di rigore, il tiro, Becchi respinge con i pugni, poi probabilmente c'è un ponte su Markic e infatti arriva il fischio del signor Petraglione di Termoli. Partita che di fatti è già decisa da un pezzo. Poi Potenza, ci sarebbe Palmieri qui sulla destra, viene servito il numero 27 della Scafatese, situazione di 1 contro 1, Palmieri va nuovamente da Potenza che prova il sinistro, ma che bella azione e che bella conclusione di uno degli under più promettenti di questo campionato. Antonio Potenza chiude definitivamente mettendo il punto esclamativo su questa gara. Mancano 10 secondi alla fine, la partita di fatto è terminata già da un bel pezzo, si aspetta soltanto il triplice fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Terza vittoria consecutiva in campionato per la Scafatese, la quarta stagionale, ma stavolta la Scafatese, Giuliano, come dicevamo, ha vinto ma soprattutto ha anche convinto. Rientriamo in studio, vittoria larga, larghissima della Scafatese, squadra che attacca con tanti giocatori, squadra che spinge, soprattutto anche grazie alla presenza di un pubblico particolarmente passionale come quello appunto della realtà giallo-blu. Ancora non ingrana il Licata di mister Pippetto Romano che, come possiamo vedere ancora una volta con l'ausilio della classifica, non riesce ad ingranare. È una squadra che sta cercando naturalmente di trovare anche la sua reale dimensione, però è chiaro che non è facile, tra altre cose un girone I, scusate, di Serie D particolarmente coinvolgente, particolarmente ricco di squadre che possono e vogliono lottare per un posto al sole, per un posto al vertice. Allora ecco che emergono le difficoltà di una squadra come quella giallo-blu siciliana che non riesce ancora a trovare un po' a salire, un po' a far vedere quello a cui ci aveva abituato nelle scorse settimane. Classifica che per il momento vede il Licata con un solo punto al pari del Città di Sant'Agata. Possiamo tornare live qui in studio perché avremmo voluto parlarne con mister Terranova, ne parliamo ovviamente con voi che siete collegati, ne parliamo in maniera più approfondita, anche perché tra colleghi del resto, se non c'è un po' di solidarietà tra colleghi, allora era giusto anche parlarne con un tecnico di grande livello come Nicolò Terranova. L'esonero di Lillo Bonfatto dalla guida tecnica dell'Acragas. Galeotte sono state le 3 sconfitte patite dal gigante, ne abbiamo parlato in maniera approfondita anche sul nostro sito www.sportisili.it, in cui abbiamo appunto scritto dell'esonero, dell'annuncio, della decisione da parte della società, che fa in un certo senso da contraltare a quella che era stata a quello che era stato l'annuncio da parte del presidente Giuseppe Deni, unico deputato a parlare in casa acragantina dopo la sconfitta patita nel derby contro la Castrum Favara. Prima vittoria in questo campionato per la formazione allenata da Pietro Infantino, che dopo il pareggio interno contro l'Enna e la sconfitta patita in quel di Acireale ottiene il primo successo. Adesso praticamente ha un risultato per ciascun esito, una vittoria, un pareggio e una sconfitta per i gialloblu, reduci tra l'altro da una mini rivoluzione avvenuta nei giorni precedenti alla partita, con 4 nuovi innesti e la partenza di Ortiz, del centravanti ex Mazzara, che non è andato oltre le prime 2 giornate di campionato. L'ha in qualche modo rimpiazzato
il direttore sportivo Tino Longo. Tra l'altro potrete trovare sul nostro canale YouTube, su Sportisili TV, proprio in coda a questa diretta, tra i nostri contenuti, proprio la sala stampa dello stadio Bruccoleri di Favara, con le parole proprio di Tino Longo, di mister Pietro Infantino, di Gioele Deiana Testoni e di Axel Romero. In tal senso invito, naturalmente attendiamo anche le vostre reazioni all'esonero di Lillo Bonfatto, attendiamo anche notizie su quello che potrebbe essere il sostituto del tecnico sulla panchina del Gigante. A noi, alla nostra redazione, sono giunte voci di un eventuale interessamento nei confronti di mister Campanella, che ricordo è reduce dalla vittoria del campionato di eccellenza Girone B lo scorso anno a Enna, e che era stato accostato alla panchina del Gela per tentare un altro miracolo, tra virgolette, in bianco-blu. Alla fine è stato scelto Gaspare Cacciola, uno che in D ha fatto grandi cose fino alla passata stagione. Io direi allora andiamo con le immagini degli highlights numero 3, questa è un'indicazione per Salvo Geraci in regia, quelli di Castrum Favara Akragas, dalle nostre telecamere, dalle telecamere di Sportisili. Dopodiché torniamo in studio, vediamo anche quali sono gli umori dopo l'esonero di Lillo Bonfatto, e poi passiamo ad altri argomenti legati alla Serie D. Un derby da non sbagliare da una parte e dall'altra, questa è in sintesi la pre-partita di Castrum Favara Akragas. Amici di Sportisili TV, ci prepariamo a vedere queste immagini provenienti dallo stadio Bruccoleri di Favara, di fronte i giallo-blu di mister Infantino, che hanno colto un punto all'esordio contro l'Enna, e il Gigante di Lillo Bonfatto, che invece di punti non ha presi neanche uno dopo i primi 180 minuti di stagione. Mancano i tifosi della squadra ospite a causa di un'ordinanza emessa durante la settimana, ordinanza che ha fatto ovviamente molto discutere, ma si gioca anche e soprattutto nel ricordo di Totò Schillaci, spentosi a metà settimana. Anche qui il tributo da parte dei tifosi favaresi. Poi si gioca ed è subito un tentativo, come stiamo per vedere dalle immagini registrate dal nostro Giuseppe Montalbano, un tentativo da parte del Favara, che qui prova a sfruttare l'errore in fase di disimpegno dell'Akragas, avanzato, non coglie la porta a tu per tu con Dregan. Poi si fanno vedere gli ospiti con questa azione manovrata con Santa Paola, e poi la conclusione che si perde fuori da parte di Lofaso. Poi l'errore in disimpegno da parte di Scuffia prova ad aprire ancora le porte dell'attacco alla squadra guidata da Bonfatto. Conclusione con la palla che viene bloccata da Scuffia dopo l'errore in disimpegno. Poi ancora un passaggio indietro sbagliato, Levé viene fermato in uscita dal portierone favarese. Poi tentativo dalla lunga distanza da parte di Lofaso, con palla che si spegne sopra la traversa. L'occasione era Ghiotta, dall'altra parte Camilleri con il cross rasoterra messo fuori dalla difesa. Arriva Deiana Testoni che prova a giocarla, si dà anche un 1-2 involontario, poi la palla messa in mezzo da Vaccaro, non arriva sul secondo palo Romero. Prima vera occasione per il Castrum Favara, che è costretta a un certo punto a rinunciare a Mirabelli, infortunio che porta quasi sull'orlo delle lacrime il vice capitano dei gialloblu. Al suo posto entra il 2004 Alex Scalia, ma attenzione a quello che accade. Secondo minuto di recupero, la corsa di Vaccaro sulla sinistra, uno sguardo in mezzo perché arriva sul primo palo Axel Romero, che porta in vantaggio il Castrum Favara. Esplode il Bruccoleri, prima gioia in campionato per la squadra giallo-blu, che non segnava praticamente dalla doppia sfida di Coppa contro l'Enna. Esplodono i tifosi di casa per la rete di Romero, che è il miglior modo, come stiamo per vedere, per chiudere il primo tempo dopo questa uscita di Scuffia. Il doppio fischio da parte del signor Benito Saccà della sezione arbitrale di Messina. Inizia subito forte la ripresa per il Castrum Favara con la palla recuperata da Testoni. C'è un intervento con la mano che porta anche il nostro operatore a non proseguire l'azione. Anche la gestualità dell'arbitro inizialmente non
dà segnali incoraggianti, ma alla fine arriva quello più importante, gol di Gioele Deiana Testoni, e dopo 3 minuti dall'inizio della ripresa raddoppia il Castrum Favara con il numero 11 al debutto davanti al proprio pubblico dopo un piccolo problema fisico, e allora può esplodere ancora la gioia dei tifosi presenti sugli spalti del Brukko. Lei poi prova a reagire anche con i cambi di Bonfatto, l'Akragas che di fatto crea poco o nulla per impensierire la porta guidata da Scuffia. Qui la palla arriva nel cuore dell'area di rigore, non riesce a gestirla nessuno in maglia bianca-azzurra. Prova dall'altra parte a farsi vedere il Castrum Favara con questa discesa sulla sinistra ancora di Deiana Testoni, la palla che viene intercettata, poi prova anche a rimontarla, senza successo. Rizzo, un altro dei nuovi entrati, dall'altra parte il cross messo dentro dalla sinistra, c'è la deviazione a mettere fuori ancora da parte di Rizzo qui in fase difensiva, ma di fatto è l'ultima azione della partita, perché su questa palla messa in mezzo ancora intercettata da un difensore del Castrum Favara arrivano i 3 fischi del signor Saccadi Messina e arriva la prima storica vittoria in eccellenza per il Castrum Favara, che poi va a esultare sotto ai propri sostenitori del tifo organizzato. Finisce 2-0. Da Sportisili è tutto, alla prossima. Rientriamo in studio, vittoria importantissima, pesantissima per il Castrum Favara, che ha avuto ragione dell'Akragas, come abbiamo detto anche prima. L'esonero di Lillo Bonfatto, 3 sconfitte maturate contro rispettivamente Locri Scafatese e Locri Pompei e per l'appunto Castrum Favara. Ho avuto un piccolo lapsus per quanto riguarda la Scafatese, perché Fabri, un nostro spettatore, scrive: domenica Enna Scafatese, fermeremo la capolista. Naturalmente l'auspicio per tutti i tifosi gialloverdi che la squadra di mister Peppe Pagana riesca ad avere la meglio sulla capolista, anche perché nel frattempo stanno rimontando da dietro le formazioni isolane, a partire dal Siracusa che ha vinto con il risultato di 1-0 sul campo della Nissa. Più avanti vedremo le immagini. Per il momento però c'è grande traffico di squadre siciliane nella zona medio-bassa della classifica, sono praticamente tutte stipate nella colonna di destra, ce ne sono 8 su 9 praticamente nella colonna di destra, fatta eccezione soltanto per la Vibonese, e poi Enna, Castrum Favara, Paternò e Siracusa dall'altra parte. Vado a leggere anche qualche altro commento. Naturalmente sono più che altro commenti per mister Giuseppe Pagano. Ricordo, mister Giuseppe Pagano sarà protagonista della seconda parte di questa nuova riedizione mi verrebbe da dire, di Lo Calcio, spazio dedicato alla Serie D. Andiamo un attimino anche a riassumere quello che è successo in queste partite, soprattutto per quanto riguarda le gare del campionato di Serie D Girone I, di cui non andremo a vedere le immagini. Già detto della vittoria della Regina non sul campo della Noviglia Veritus, mi correggo, ma sul campo del Città di Sant'Agata, che insieme all'Icata è al penultimo posto con un solo punto in classifica. Non è iniziato bene il nuovo corso della formazione messinese, la formazione bianco-blu, con il nuovo corso, così chiamiamolo italo-argentino, con la nuova società, è invece iniziata discretamente bene l'avventura di un siciliano come Rosario Pergolizzi sulla panchina Amaranto. È arrivata la sconfitta contro la Scafatese, non si era fatta attendere, un po' di malumore in casa Amaranto per questo KO, ma poi alla fine sono arrivate 2 vittorie d'autorità che hanno consentito alla gloriosa squadra calabrese di mettersi lì al secondo posto nel gruppetto delle seconde alle spalle della Scafatese. Poi è arrivata, come già detto, la vittoria del Siracusa al Tomaselli di Caltanissetta. È arrivato un pareggio tra Ragusa e Acireale, entrambe le squadre muovono la classifica, anche se i padroni di casa di mister Alessandro Erra rimangono ancora senza vittorie, e anche con un piccolo amaro in bocca per un rigore fallito nel corso della partita contro
i Granata di mister Epifani, che dopo la vittoria sulla Castrum Favara muovono ancora la classifica, salgono a quota 4 e racimolano un altro punto importante per quello che è l'obiettivo, ovvero sia la salvezza tranquilla per una delle piazze storiche del calcio siciliano. Detto della 4-0 con cui la Scafatese ha liquidato il Licata, è arrivata la vittoria dell'Enna, la prima vittoria in questo campionato per la squadra di Pagana, che come detto prima ospiterà la capolista scafatese domenica prossima. Vittoria firmata da chi se non da Giorgio Cicirello, autore del gol dello 0-1 sul campo della squadra di mister Ciccio Di Gaetano. E infine il pareggio nel derby tra San Cataldese e Paternò, risultato sbloccato da Montaperto, l'ex giocatore della Cireale, a segno dopo pochi minuti. Poi il pareggio è arrivato a metà frazione da parte della squadra di mister Catalano a firma Guida, e Paternò che comunque rimane lì imbattuto insieme all'Enna a metà classifica, 5 punti, un buon inizio senza dubbio per la squadra etnea, che ricordiamo durante l'estate ha sancito questo matrimonio, questo gemellaggio o partnership, come vogliamo chiamarlo, con il Catania FC. Prima di passare alle immagini dallo stadio Broccoleri di Favara per Castrum Favara Enna, andiamo a salutare alcuni dei presenti: Francesca Cutì, Francesco D'Antoni ed altri che ci stanno guardando in attesa naturalmente di quella che è la seconda parte, quella che riguarda proprio il calcio siciliano, il focus sul calcio siciliano, su eccellenza e promozione che sono già giunte alla seconda giornata. Ricordiamo che tra qualche giorno partiranno anche gli altri campionati, prima e seconda categoria in particolare. Andiamo con l'ausilio, come sempre, di Salvo Geraci in regia al Broccoleri di Favara, scusate, non al Broccoleri di Favara, al Tomaselli di Caltanissetta per la seconda vittoria consecutiva del Siracusa, che grazie a Mimmo Maggio espugna il campo della Nissa. L'obiettivo è quello della prima vittoria in campionato. La Nissa torna allo stadio Marco Tomaselli per sbloccarsi dopo i 2 pareggi consecutivi contro Vibonese e Paternò. Gli uomini di mister Terranova affrontano però il quotatissimo Siracusa per il big match di questa terza giornata del girone I. Aretusei, allenati da mister Turati, reduci dal travolgente 3-0 rifilato a Ragusa. Arbitra il signor Bruno Spina di Barletta, coadiuvato da Domenico Zappino e Raffaele Trapasso, entrambi di Vibo Valencia. Passiamo allora alle formazioni. Padroni di casa: Elezai, Gamez Biedo, Barrera, Bruno Aluisi, Mannino, Agnello, Tumminelli, Rotulo, Semenzin, Diaz. Risponde il Siracusa: Iovino, Barbana, Sush, Baldan, Pistolesi, Palermo, A Quadro, Candiano, Alma, Maggio, Convitto. Un minuto di silenzio come in tutti i campi per ricordare la scomparsa di Totò Schillaci e si parte con il film del primo tempo. 30 secondi, arriva la prima chance ed è anche molto grossa. Diaz fa la sponda bene per Rotulo che salta l'avversario a centimetri dal gol del vantaggio. La Nissa dopo 30 secondi. Nono Semenzin dalla sinistra, bella giocata, il cross sul secondo palo, arriva Tumminelli, anche lui va vicinissimo al gol. Si vede al 19esimo il Siracusa. Convitto chiede e ottiene lo scambio col compagno, ancora Convitto, e Elezai però è monumentale, paratone del portiere della Nissa, deviazione in calcio d'angolo, parata salva il risultato. 24esimo, Convitto servito ai 20 metri, la mette in area su Maggio, il contrasto, Maggio cade giù, un po' di confusione, Pistolesi va alla conclusione, ancora sotto porta la gran deviazione di Mannino. Alla fine Pistolesi riesce a rimetterla dentro, dove arriva la zampata di Mimmo Maggio. 0-1 del Siracusa dopo 2 grandi occasioni in favore della Nissa. Riescono gli Aretusei a portarsi avanti. Minuto 34, ancora Pistolesi a sinistra protagonista, il cross sul secondo palo, la sponda di Palermo, la girata di Maggio che finisce sul fondo. È così che finisce anche il primo tempo allo stadio Marco Tomaselli. 0-1 tra Nissa e Siracusa, una ripresa a dir poco impalpabile, pochissime le occasioni da una parte e dall'altra. A spezzettare il gioco soltanto le sostituzioni che vedranno al 64esimo l'ingresso in campo di Bollino per Bruno, con mister Terranova che cerca una Nissa più attrazione offensiva. Al minuto 72 c'è spazio per Lopizzo al posto di Mannino. Di lì a poco terminerà allora la partita con la Nissa che cede per 0-1 al Siracusa. La firma decisiva è quella di Maggio. Al minuto 24 arriva la prima sconfitta in campionato per la Nissa dopo 2 pareggi consecutivi. Amici di Wisport è tutto, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.
E dunque rientriamo con la vittoria di misura del Siracusa di mister Marco Turati contro una Nissa arcigna ma comunque battuta, e ancora a secco di vittorie la formazione guidata da Nicolò Terranova. Era una partita molto attesa, ci sarebbe stata la giornata biancoscudata in un Marco Tomaselli che si è comunque vestito a festa, hanno risposto alla grande come di consueto i tifosi della Nissa, che sono però usciti dal campo delusi, anche se di fronte c'era una squadra veramente molto forte. Non bastassero i nomi del roster a disposizione di mister Turati a sottolineare la forza della squadra aretusea, che dunque ottiene la seconda vittoria consecutiva. Un peccato che non ci fossero anche i tifosi azzurri a festeggiare, però le regole anche imposte dall'osservatorio insomma hanno portato a questa decisione, che sicuramente tutt'altro che popolare, visto che alla fine il calcio è della gente e per una manciata di ipotetici facinorosi alla fine hanno pagato tante tifoserie sane per poter assistere alle partite. A proposito di partite, visto che ci avviciniamo alla chiusura di questa rubrica, che naturalmente riproporremo, dateci i vostri feedback, dateci i vostri suggerimenti, dateci anche, fateci capire insomma se questa è una rubrica a voi gradita. Naturalmente da parte nostra c'è il massimo impegno nel portare avanti quella che è la causa delle 12 squadre attualmente impegnate per quanto riguarda la Sicilia nel girone I di Serie D. Dicevo, visto che ci avviciniamo anche a quella che è la chiusura di questa prima parte, di questa puntata numero 2 della stagione 2024-2025 di Localcio, vado un po' ad elencare quelle che sono le partite in programma per la quarta giornata del campionato di Serie D Girone I. Ricordo si giocano tutte, almeno salvo cambiamenti di orario, si giocano tutte alle ore 15 di domenica 29 settembre. E subito un paio di derby siciliani, quello tra l'Acragas e la San Cataldese. Vedremo chi siederà sulla panchina del gigante, chissà, potrebbe essere una sfida da ex per mister Campanella. Poi la Cireale che torna tra le mura amiche per affrontare la nuova Igea Virtus, a seguire, come già anticipato prima dal nostro spettatore, Enna contro Scafatese, poi Licata contro Castrum Favara, e qui altro banco di prova importante per la squadra di Pippetto Romano, che deve cercare di mettere fieno in Cascina, così come deve provarci il Paternò in quello che è diventato fondamentalmente uno scontro diretto contro il Locri, che ha soltanto un punto in più degli etnei rosso-azzurri. Bella sfida per il Ragusa, che andrà a fare visita al Granillo alla regina di mister Pergolizzi. Poi Sambiase contro Nissa, vedremo se arriverà la prima vittoria stagionale per la squadra di Terranova. Infine il derby tra Siracusa e Città di Sant'Agata, tra una squadra che vuole agganciare la vetta e una che vuole staccarsi dalla zona rossa della classifica. Infine sfida tra Vibonese e Pompei. Andiamo ancora a vedere altri feedback dagli spettatori. Naturalmente vi ringraziamo per averci seguito in così tanti, comunque essendo anche una novità questa nuova edizione di Localcio riservata appunto al campionato di Serie D. Un commento da parte della pagina Sport Sicilia che dice: Terranova non arriva a Natale. Io personalmente non sono particolarmente d'accordo, perché comunque il progetto tecnico della Nissa, il progetto sportivo della Nissa vede come assoluto protagonista mister Terranova insieme al direttore sportivo Ernesto Russello, naturalmente tutto sotto la guida, sotto la regia del presidente Luca Giovannone. Naturalmente vedremo, non sarà una partita facile quella della prossima settimana sul campo del Sambiase, che ha vinto già 2 partite su 3 e tra le altre cose ha sconfitto il Siracusa nella prima giornata grazie ad un siciliano doc come Zerbo. Staremo naturalmente a vedere come andranno le cose nel prossimo turno di campionato. Chiedo in regia a Salvo Geraci di mandare per l'ultima volta per questa sera la classifica del girone I di Serie D dopo le prime 3 giornate. Ci perdonerete il refuso
Sono naturalmente 3 le giornate giocate in Serie D e non 2, come potete leggere in sovraimpressione in grafica. Come detto, tanta ressa, per il momento è ancora difficile parlare di una classifica vera e propria, perché naturalmente si sono giocate 3 partite, soltanto una squadra a punteggio pieno, c'è ancora una squadra che non ha fatto punti e sicuramente è tutto da scoprire questo cammino della Serie D, anche perché sappiamo perfettamente che tante squadre devono ancora rodarsi, tante squadre devono ancora trovare il giusto bandolo della matassa. È chiaro che per esempio squadre come il Siracusa sono state costruite per fare un grande campionato, ma è anche vero che sono state costruite con anche gli ultimi tasselli che sono arrivati in corso d'opera, sono arrivati nelle ultime battute anche di un mercato particolarmente rovente, e anche qualcosa potrebbe cambiare, e in questo senso poi ci andremo a collegare, andremo a fare un link con quella che è la situazione nel campionato di serie di eccellenza, anche perché potrebbero esserci dei movimenti in tal senso. Ci fa piacere per esempio vedere una squadra come il Paternò, che è arrivata al campionato di Serie D tramite la vittoria della Coppa Italia, e la troviamo lì imbattuta con una vittoria e 2 pareggi, tra l'altro una bella vittoria ottenuta contro il Pompei, e lì anche una piccola rivincita per mister Gaetano Catalano, che proprio contro il Pompei alla guida della Pro Favara non è riuscito a passare il turno, a qualificarsi per la finale playoff di eccellenza nazionale. E come ci fa notare Fabbri dai commenti, ci sono 2 squadre ancora con la porta inviolata in tutte e 3 le partite, e sono appunto le 2 squadre che si affronteranno la prossima settimana, ovvero sia l'Enna e la Scafatese. Quindi sarà anche una bella partita tra 2 fortissime difese. Tra l'altro l'Enna sulle ali dell'entusiasmo per essere ancora imbattuto, 2-0-0 nelle prime 2 partite, e per la vittoria di ieri sul campo della nuova Igea Virtus. Torniamo con l'inquadratura, perché il tempo a nostra disposizione per quanto riguarda la Serie D si esaurisce qui. Naturalmente vi ricordo di seguirci, naturalmente questo si tratta di un piccolo intervallo tra la prima e la seconda parte di Localcio per quanto riguarda la puntata di questa sera, la prima in cui appunto ci sdoppiamo tra Serie D e calcio locale. L'appuntamento tra un paio di minutini circa, il tempo di anche sistemare un po' il layout del nostro studio, dopodiché ci sarà al mio fianco mister Peppe Pagano, col quale parleremo di troveremo tanti spunti naturalmente dall'eccellenza alla promozione, lui che ha fatto tanto bene in promozione ma anche in eccellenza. Naturalmente l'invito a seguirci anche per questa seconda parte. Ringrazio per il momento, anche se lo ritrovo dopo, Salvo Geraci in regia. Sigla di chiusura di questa prima parte di Localcio e poi torniamo tra un attimo.
E rieccoci, siamo tornati, ve l'avevamo promesso, torniamo con la seconda parte di Localcio, la versione diciamo old style di Localcio. Bando alle ciance, presentazione, mister Peppe Pagano. Mister, ben ritrovato a Localcio. Grazie a voi per l'invito. Solitamente tu sei abituato con salvorifici, insomma, oggi ci ha lasciato da sole, di meglio da fare, diciamo così. A Cesare ciò che è di Cesare. Assolutamente. Ti vedo sereno, si vede che per il momento non hai preso panca, diciamo. No, vabbè. E dunque, allora, intanto tanti saluti sono già arrivati anche mentre stavamo facendo la parte sulla Serie D. Ci saluta Francesca Cutì, ci saluta Mimmo Scialabba, insomma parte integrante della tua storia calcistica, naturalmente per quei 2 o 3 che non dovessero conoscere mister Peppe Pagano, Oratorio Marineo, Casteldaccia, Bagheria, insomma tante esperienze. Toccheremo diversi tasti di della tua breve storia, e comunque faremo vedere immagini. Intanto è il derby di ieri, Marineo e Misilmeri, vedremo anche la passeggiata del Bagheria quando toccheremo promozione. Intanto partiamo con l'eccellenza. Io direi salvo Geraci in regia, lo risaluto perché non ne ho mai abbastanza di salutarlo. La classifica dell'eccellenza gironea dopo i primi 180 minuti, perché come diceva un vecchio telecronista, c'è non un uomo solo al comando, ma c'è una squadra al comando, che è l'Athletic Club Palermo, che ieri ha un pochino sofferto, però poi alla lunga ha avuto la meglio sulla super giovane. Sì, diciamo che l'Athletic, io lo chiamo sempre il Resottana San Lorenzo, non so perché ci fu un'annata dirompente tra i miei ricordi. Comunque l'Athletic Club, ovvero il Resottana San Lorenzo, ha una squadra che cercherà di vincere il campionato con gli ultimi innesti. Ha preso uno dei migliori allenatori sulla piazza, che ha vinto più di una volta il campionato. Adesso vedo i botti che vanno arrivando, c'è Giampiero Clemente che è molto preparato a scrutare il mercato, cercare di dare il meglio, quindi diciamo che è una squadra che è già strutturata. Questi anni è stata, magari si è più strutturata in eccellenza, quest'anno credo che farà un grande campionato. I buoni propositi ci sono tutti. È chiaro che poi la concorrenza si vedrà, il campionato prenderà una piega, il Genoa ieri ha vinto, e poi si vedrà dove possono arrivare, anche se credo che partono alla grande per cercare di vincere questo campionato. Tra l'altro leggevamo alcuni commenti, almeno io personalmente, perché mi piace andare anche a vedere un po' quella che è la situazione ambientale delle varie piazze, e vedevo che c'erano tanti dubbi su quello che poteva essere l'impatto, no, di questi 3 volti nuovi, ovvero sia in ordine di presentazione Crivello, Mazzotta e Di Gaudio. Però giudicare anche dalle immagini, che a breve vedremo nel dettaglio, la sensazione è che non sia un grosso problema l'impatto per questi ragazzi in una realtà comunque di grande fatica, anche di grande grinta e garra come l'eccellenza. Se ti cali nella mentalità sei un valore aggiunto. È chiaro che hanno fatto altri tipi di campionato, però se sono dei ragazzi professionisti, l'umiltà e il calarsi nella realtà significa accettare l'avversario, accettare qual è il campionato e dare il massimo nella categoria che fai. Se fai una categoria e dai sempre il massimo, allora emergi il valore che hai. Se pensi di fare un tipo di campionato solo perché è nel caso degli altri campi è diverso, e non credo che questi 3 elementi che hanno preso non abbiano l'esperienza per capire quanto è importante l'atteggiamento e il calarsi nella realtà per dare quello per cui sono stati presi. Quindi credo che hanno fatto 3 ottimi acquisti e che non avranno problemi nel calarsi nella mentalità, anche perché hanno un allenatore che ha vinto, un allenatore che sa come si vince, un allenatore che penso che già sappia lui che la mentalità è prima di ogni, conta tanto quanto la tattica, tanto quanto altre caratteristiche. Quindi il fatto di avere una mentalità, l'umiltà e la voglia conta tanto quanto altre caratteristiche, è una qualità. Assolutamente sono d'accordo. Prima di passare alle immagini dal Failla di Castelbuono vado a leggere qualche commento. Mauro Gagliano che saluta e scrive: complimenti per il grande ospite, l'allenatore più vincente della promozione siciliana.
Di parte, lui è di parte. Lui no, non penso Ciao sia di Mauro, parte. comunque è di parte. Davide Delisi ti saluta, più in generale saluta tutti, poi Francesco Manzella, poi arriveremo anche sulla Don Carlo Misilmeri, scrive: ciao Francesco, mi auguro che domenica prossima Mister Napoli sappia trovare le giuste misure per fermare la super corazzata Gela, altrimenti arriverebbe la terza sconfitta di fila per la Don Carlo Misilmeri. Ne parleremo dopo. Io intanto ci tengo a salutarlo perché ha vissuto un periodo infernale e finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Peppe Prestia, che è tornato a giocare ieri in Gela Lascari Cefalù, ma prima immagini da Luigi Failla di Castelbuono, un'altra debordante vittoria almeno dal punto di vista del punteggio per l'Athletic Club Palermo. Le immagini direttamente dal canale ufficiale YouTube della squadra nero-rosa, via. Dopo la bella vittoria all'esordio contro la Folgore Castelvetrano, l'Athletic Club Palermo cerca conferme al Failla contro la super giovane Castelbuono. Lo fa con l'aiuto del nuovo acquisto di Gaudio, che qui scambia ad alta qualità con Crivello. La sua conclusione: si perde sul fondo, ci prova Valenza su calcio di punizione, Mancino alto sopra la traversa. Ancora avanti l'Athletic Club Palermo, sempre con Di Gaudio, pallone per Giuliano che si libera con il mancino, il suo cross diventa quasi un tiro, pallone sul fondo. La seconda frazione di gioco si apre con questa occasione per Mazzotta che scodella in area di rigore, Spinola non ci arriva di testa e poi Esposito col petto non riesce ad addomesticare, pallone che si perde sul fondo. Si porta in avanti anche la super giovane Castelbuono, qui il maltese in area di rigore, Abubakar viene anticipato dall'intervento prima di Romano e poi di Giuliano che libera. Partita bloccata, serve un episodio per sbloccarla, l'episodio arriva, Mazzotta sfonda sulla sinistra, viene abbattuto in area di rigore ed è penalty decretato dal direttore di gara che non ha alcun dubbio. Dal dischetto si presenta Spinola che con il destro batte Mammana e scrive l'1-0 per l'Athletic Club Palermo. Esecuzione perfetta quella di Spinola, non può proprio nulla il numero 1 della super giovane Castelbuono. Si aprono inevitabilmente spazi, l'Athletic cerca il colpo del 2-0, qui Mazzotta riceve in area di rigore e poi con il destro serve Di Gaudio, pallone respinto dal numero 1 della super giovane Castelbuono che va a un passo dal pari, pallone in area di rigore e poi Giuliano, intervento monumentale sulla conclusione del giocatore della super giovane Castelbuono sul ribaltamento di fronte. Di Gaudio pesca in area di rigore, Spinola, pallone col mancino che viene respinto da Mammana e cancella il 2-0 che arriverà poco più tardi con il pallone allargato per Mazzotta, da un'occhiata in area di rigore arriva Spinola puntuale e stavolta deposita in rete il pallone che vale il 2-0. Sale a 5 il personale ruolino di marcia di Spinola dopo la tripletta alla Folgore Castelvetrano, arriva anche la doppietta contro la super giovane Castelbuono, impatto devastante sul girone A di eccellenza per il DS. È finita? No, ancora no, perché c'è spazio per la gran giocata di Matera, tunnel sul diretto avversario e poi pallone con il destro che non lascia scampo a Mammano. 3-0, si unisce alla festa del gol anche Matera a mettere il punto esclamativo sulla vittoria dell'Athletic Club Palermo, altri 3 punti che vogliono dire 6 punti in campionato e testa della classifica. Rientriamo dopo aver visto le immagini del Failla. Si parlava così dell'adattamento dei 3 big appena arrivati in casa Athletic Club Palermo. Mazzotta, rigore conquistato e assist per il 2-0 di Spinola. Andiamo subito rapidamente, prossimo turno, mister Pagano, l'Athletic riceve l'Oratorio Marino che ha appena vinto la sua prima partita stagionale, il Gela andrà a far visita alla Don Carlo Misilmeri che ha 0 punti, si può dire che anche se è ancora presto, anche se manca tanto, possiamo già iniziare a intravedere quello che è un duello tra queste 2 squadre. Dobbiamo fare attenzione dello Shack. Non dimentichiamo che lo Shack ha eliminato il Gela, quindi ha un ottimo allenatore, è una piazza che non la conosciamo noi, Shack. In teoria dovrebbe essere un duello tra virgolette a 2, ma i terzi incomodi nel calcio esistono, poi si sta a vedere la continuità dei risultati e fra qualche partita si saprà un po' meglio. È chiaro che queste 2 squadre dovrebbero lottare e dico
forse penso io anche lo Sciacca potrà rimanere attaccato, o la continuità dei risultati farà prendere entusiasmo. Il Gela ha appena cambiato allenatore, ha vinto, e quindi domenica sarà un banco di prove importanti, perché la Don Carlo Misilmeri è una buona squadra, una piazza che ormai da tanti anni fa l'eccellenza, con un allenatore che l'anno scorso ha dato una svolta importante, con dei giocatori che sono degli ottimi giocatori, quindi non è facile per il Gela andare lì a Misilmeri. Sarà una partita tirata e quindi si vedrà. Dall'altro lato c'è il Marineo, che io non nego di fare il tifo per gli amici di Marineo. Questa settimana hanno avuto molte difficoltà, l'abbiamo letto tutti. Ieri hanno vinto una partita, io l'ho seguita sui vostri canali, e hanno vinto una grande partita contro il Misilmeri, uno perché è un derby e quindi vincere un derby ti dà dell'entusiasmo. Spero che questa vittoria possa dare entusiasmo agli amici di Marineo, che venivano da 3 sconfitte tra Coppa e campionato, venivano da una settimana difficile, invece hanno risposto sul campo. Ho visto una squadra veramente molto compatta, una squadra che ha dato tutto. Faccio i complimenti ad Alberto Di Peri, perché ancora per un anno è riuscito a trovare un attaccante che ho visto veramente, si dice nei campi ha fatto la guerra da solo, si è buttato su tutti i palloni, ha messo in difficoltà da solo la difesa del Misilmeri. Certo, poi sull'1-0 si sono sbilanciato, lui a campo aperto ha fatto una gran partita, e quindi faccio i complimenti ad Alberto per aver scovato e tirato l'asso nella manica. L'anno scorso aveva scovato l'altro attaccante, e lì ho visto l'esperienza di Ciccio Maggio, che tra virgolette con i suoi trucchi di mestiere ha fatto in modo che l'attaccante ex Marineo abbia caduto in questi falli di reazione, è andato fuori, quindi la partita si è messa in discesa. Quindi auguro il meglio agli amici di Marineo, che possa essere una svolta per loro. Allo stesso tempo anche il Misilmeri, essendo io di Bagheria molto vicino, conosco molte persone lì, sai tu anche il perché di tanti anni, c'è poi il calcio, tante battaglie, ti dà tanta amicizia anche con gli amici di Misilmeri, sono legami che poi ti restano. Quindi anche per il Misilmeri speriamo che possa fare bene e trovare la svolta in questo campionato, perché poi sai, i momenti positivi ti danno entusiasmo e ti danno continuità dei risultati, la settimana ti scorre in maniera diversa, quindi speriamo che il Misilmeri possa trovare a fare il risultato contro una corazzata. Ecco, tu ieri hai visto la partita, hai detto dalla diretta che abbiamo trasmesso. Abbiamo anche pubblicato in giornata il post partita dei 2 allenatori, e Tommaso Napoli ha detto chiaramente su queste sono le partite, i derby sono le partite in cui devi trovare la motivazione, la grinta, la fame, la cattiveria agonistica, e a noi soprattutto paradossalmente più in 11 che in 10 c'è mancata. Tu che ne hai vissuti tanti derby, non soltanto derby dell'Eleuterio tra Marineo e Misilmeri e viceversa, sai bene, capisci bene a cosa si è riferito mister Napoli. Sì, sono partite che è più facile in teoria prepararle, però guarda, il calcio è uno, dalla Serie A alla terza categoria, poi cambiano gli interpreti, ma è sempre uno. E ti aspettavi la prestazione dell'Inter ieri sera col Milan? E anche quella del Milan contro l'Inter. E anche quella del Milan, Fonseca era sulla graticola, tutti già c'erano 3, 4, 5 allenatori, da Sarri ad Allegri a Terzic, tutti parlavano del cambio, invece ha trovato le contromisure che Pioli, che per me è un grande allenatore, non ha trovato. Quindi è vero quello che dice mister Napoli, però ci siamo passati tutti a fare delle partite tra virgolette opache di atteggiamento, però sai, può essere anche che da questo tipo di atteggiamento la squadra ritrovi quello che deve dare nella partita, perché ti viene subito il Gela, quindi se ti viene subito il Gela è un'altra partita che le motivazioni le deve trovare tu, devi fare una battaglia, devi stare compatta, devi andare palla su palla, uomo su uomo, quindi mi auguro forse che il mister Napoli, io non l'ho vista l'intervista, ha voluto in un certo qual modo comunicare ai suoi il tipo di partita che già si pensa alla prossima. Un allenatore quando finisce una partita o la vince o la perdi o la pareggi, già la sera pensi alla prossima. Certo è bello pensare alla prossima dopo aver fatto il risultato, perché è brutto pensare subito alla prossima, ma la vita dell'allenatore è quella, magari ha dato questa comunicazione ai ragazzi che quel tipo di partita che non hanno fatto a Marineo la devono fare in casa col Gela, perché passano da questo tipo di partite e poi è più facile quando trovi una
trovare le motivazioni in casa col Gela o contro in un derby è più facile per un giocatore, sai che devi battagliare palla su palla, dare tutto, accettare la corsa all'indietro, sacrificarti per il compagno. Queste sono le partite e l'atteggiamento che ogni allenatore credo voglia, ma non tutti quelli che fanno parte del calcio sanno che purtroppo non va sempre così. Eh sì, in effetti ho percepito anche un po' una voglia di scuotere, scaldare un po' l'ambiente. Tanti saluti per me e un grande abbraccio per te da Enzo Palmeri, Zio Enzo, altro militante di lunga data di casa SD Casteldaccio. Un saluto anche a Giampaolo Montineri che ci sta seguendo dalla sua casuccia. E a questo punto direi, caro Salvo Geraci, ne abbiamo parlato tanto a lungo, ci colleghiamo col comunale Biagio Conte di Marineo per la prima vittoria stagionale dell'Oratorio, che al terzo tentativo, dopo le 2 gare di Coppa, ha sconfitto la Don Carlo Misilmeri. Vediamo. In una potenziale sfida tra proverbi c'è chi vorrebbe dire che non c'è 2 senza 3, ma c'è anche chi vorrebbe dire che la prima volta non si scorda mai. Amici di Sportisili, bentrovati allo Stadio Comunale Biagio Conte di Marineo per Oratorio Marineo Don Carlo Misilmeri, seconda giornata del campionato di eccellenza Girone A. Una specie di corner con le mani con Ivan Lavardera, seduti con le mani Lavardera verso l'area, colpo di testa di Mantegna, poi Romano scheggia la traversa, Peppe Romano, grande occasione. Eccolo il fischio con la rincorsa da parte di Lavardera. Lavardera con il tiro, la blocca non senza difficoltà Romano, che comunque l'ha letta bene, anzi Marino ovviamente. Maggio a Di Peri, Arusa, palla messa in mezzo, prolungata con la deviazione credo di Cerniglia, palla in angolo. Ture, il tocco ricevuto da Ricciulli, ancora l'ex Folgore che verticalizza bene per Tripoli, Tripoli la fa scendere, calcia col sinistro, palla alta, 1 con Pellegrino, sempre Capasele, ingresso in area, sul fondo Capasele non trova più luce per giocarla, allora Mantegna deve ricominciare da capo, ha perso l'abbrivio il Marineo, poi lo ritrova col cross di Loporto per Corsino, tutto solo, palla fuori. Allora, occhi sull'area di rigore comandata da Zummo su questa battuta, primo palo di Peri, palla che rimane lì e c'è il gol di Capasele per il vantaggio dell'Oratorio Marineo, a segno Capasele. Sannasardo qui anticipa Ricciulli, mette in mezzo di testa Turepe, conclusione, parata da Zummo, il tentativo di Taormina, riprende bene posizione, poi però arriva Maggio e attenzione, si sono allacciati Senè e Marino, direttore di gara che si avvicina a Senè, estrae il rosso e Don Carlo Misilmeri con l'uomo in meno, dura meno di 10 minuti la partita di Senè, di uno come Maggio che chiaramente ha giocato battaglie. Intanto qui duro, Taormina si gioca, Ruvolo, verticale, Capasele attraversa tutto lo specchio della porta e va sul fondo. I 2 numeri 3, Pellegrino e Arusa, catechizzati dal direttore di gara. Fischia l'arbitro per far partire il calciangolo, Maggio si aggrappa alla maglia di Costantino, pallone che parte, spizzata! E salvataggio di Mantegna, poi Di Peri riesce ad allontanare, occasione Don Carlo. Adesso vedremo anche quando arriverà il segnale dalla panchina per portare su anche Alberto Costantino in area, ma intanto attenzione a Longo, Longo calcia male, palla fuori. Al centro dell'area di rigore, un corner con le mani, quello di Lavardera, pallone che spiove, colpo di testa, poi pallone allontanato, Cerniglia calcia sopra la traversa Stefano Cerniglia. Taormina, Sannasardo prova a difenderla alla bandierina, la palla esce ma è finita la partita e l'Oratorio Marineo vince il derby dell'Eleuterio 1-0 e decide l'uomo che vedete sullo sfondo in ginocchio a pregare, ovvero sia Luac Capasele, su al gol al 41esimo del primo tempo. E dunque abbiamo visto le immagini della vittoria dell'Oratorio nel derby contro il Misilmeri, un derby che
come ben sappiamo si ripete praticamente 4 volte ogni stagione, perché come ben sappiamo è sempre l'antipasto di Coppa, quindi nonostante mancasse da 2 anni, ovvero sia dal campionato 22-23, la vittoria per la squadra marinese, erano già tante partite che non arrivava il successo. In quel caso fu un fragoroso 5-0 di Coppa, in questo caso con 1-0 che vale 3 punti, sono 3 punti molto molto pesanti. Salutiamo, a proposito di Marineo, Maurizio Cardella, che ti augura di tornare presto in pista. Non so se è un augurio o una minaccia, visto che comunque rivediamo mister Pagano è tranquillissimo, serenissimo dalla sua posizione di svincolato di lusso, possiamo dire, opinionista, dai, opinionista, opinionista, e a noi fa molto piacere averlo qui, perché comunque ci dà la sua opinione sempre a briglie sciolte su quello che è il campionato. Un saluto anche da Antonino Terzo, che ti chiede, questa te la chiedo visto che ci arrivano anche le domande da casa: quale mister di Serie A ti ispiri di più e perché? E quindi tu fai la domanda di Nino Terzo, che è amico mio, perché lui lo sa, quindi me lo chiede perché. E noi, per chi non lo sa, io per me stravedo per Antonio Conte. tanto lo stiamo avversario del Palermo, quindi. Non ti nego che a me è un allenatore che secondo me dà qualcosa in più, al di là del carattere non sempre preciso che ha, mette dei paletti, però le squadre di Antonio Conte hanno un'identità. Mi piace per come affronta le partite, le sue strategie, partite in cui aggredisce, partite in cui si mette dietro, però sicuramente le squadre di Antonio Conte hanno un'identità ben precisa. E poi ovunque è andato lui ha vinto, al di là del Tottenham che poi lì che col suo carattere non è riuscito, perché ha lasciato una squadra laddove poteva aprire un ciclo che era l'Inter, sempre per le sue pazzie, e ha lasciato la Nazionale, ha lasciato la Juve. Sì, questo forse è il suo limite, perché vedo che in moltissime squadre estere quest'anno non era mai stato accostato lui, e vedevo anche magari De Zerbi o altri allenatori italiani accostati a queste panchine, ma se poi vai a vedere i curriculum, De Zerbi, che è un grandissimo allenatore, ad oggi ha vinto 0, perché De Zerbi sia Antonio Conte no? Forse è il suo carattere che mal si presta con alcuni palcoscenici, però è molto più pagato. Quest'anno è più aziendalista, ha accettato di andare a Napoli senza avere la squadra già fatta, poi è riuscito a farsi prendere i giocatori che lui intravede, e quindi quello è l'allenatore che a me piace più di tutti. Lo vedranno anche i tifosi del Palermo giovedì in Coppa Italia. Già Napoli sta facendo cose importanti. Mi danno un assist i nostri spettatori che si stanno collegando, non tanto Ciccio Tantillo, che è tra l'altro molto legato a Marineo, ma del quale e della sua creatura, del suo Bagheria, parleremo più avanti, ma mi danno l'assist perché si sono collegati Marco Lo Giudice e Paolo Leone rispettivamente. DS è allenatore in seconda del San Giorgio Piana, ne abbiamo parlato anche a microfoni spenti mentre guardavamo le immagini di Marino Misilmeri. È una squadra, il San Giorgio Piana, che al netto dell'essere matricola, vedremo anche le immagini della vittoria d'autorità di Castelvetrano, è una squadra che ha già presentato i documenti, come si dice in questi casi, già partita bene, 4 punti in 2 giornate, non ha subito neanche un gol e ha già sfoderato il suo arsenale offensivo. Allora, com'è che non si è collegato l'amico Chinnici? Perché se si collega allo Giudice mi aspetto. Perché sta studiando l'Athletic, perché mercoledì c'è la Coppa, quindi lui è lì che studia. Per questo, mi aspettavo che si collegasse lui. Lo rimprovero perché non ci sentiamo da qualche mesetto. Con Filippo abbiamo un ottimo rapporto, ci sentiamo spesso, quest'anno ci siamo sentiti poco. Diciamo, a telecamere spente l'abbiamo detto, io mi aspetto che il Piana faccia un grosso campionato. Non voglio mettere pressione né a Chinnici né allo Giudice, però diciamo che secondo me, levando le 2 o 3 battistrade con lo Sciacca, mi aspetto che quella casella, una delle squadre che la può andare a riempire, è proprio il San Giorgio Piana, perché ha tutto per fare bene, ha entusiasmo, che fa tanto, ha un allenatore che in quella piazza ha fatto la storia. Ho visto che ha festeggiato le 100 panchine, che veramente quando c'è questo idillio tra società, tifosi, allenatore, è più facile fare calcio, e c'è tutto per fare bene da questo tipo. Poi lui è un grande allenatore, hanno una grande squadra, c'è un presidente che ha entusiasmo, che sta facendo conoscere il nome di Piana degli Albanesi in tutta la Sicilia, perché il calcio porta anche
conoscenze, ti fa conoscere. Io ho qualche sindaco che conosco, ho girato qualche sindaco, glielo dico, guarda che la squadra dà comunque un po', non dico turismo, ma dà comunque il nome che gira in Sicilia. Finalmente conosciamo il Piana degli Albanesi non solo per i cannoli, che io li preferisco a quelli di Dattilo perché sono palermitano e non trapanese, si conosce anche il Piana degli Albanesi per il calcio, e quindi auguro veramente di fare un grande campionato. Penso che ci sono tutti i connotati e tutte le basi per fare un grande campionato, e mi aspetto che facciano un grande campionato, anche perché già tra la Coppa e il campionato, come dici tu, è uscito il suo arsenale sia offensivo, ma anche negli altri reparti hanno una gran bella squadra guidata alla grande da Filippo, con un direttore sportivo giovane e bravo che ha fatto già bene in altre piazze, e con un presidente, una tifoseria. Veramente mi aspetto che facciano un grande campionato e gli auguro di cuore che lo possano fare. Ecco, abbiamo detto tra i denti che comunque ci aspettiamo un San Giorgio Piana. Tra altre cose, vi preannuncio che trasmetteremo 2 partite dell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza, il già citato San Giorgio Piana contro l'Athletic Club Palermo allo stadio Alicauli di Piana degli Albanesi, e poi ovviamente Don Carlo Misilmeri Lascari Cefaluta al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Anche lì c'è sempre un fil rouge, un Misilmeri Marineo, perché sulla panchina dell'Ascari c'è Mister Vigneri, ex Oratorio Marineo, è sempre derby, sempre area di derby, e a noi questo ci piace molto. Lì in mezzo, l'hai menzionato tu prima, c'è l'Unitas Sciacca, squadra che secondo me, e lo dico veramente con grande onestà, rispetto all'anno scorso forse è stata costruita un po' meglio come anche quadratura. E lì, correggimi se sbaglio, non me ne voglia mister Bonfatto, che sicuramente oggi ha vissuto una giornata non indimenticabile, visto notizie dell'esonero, lì forse l'impronta di mister Galfano si sta vedendo tanto anche nella costruzione dell'organico. Diciamo che l'anno scorso magari mister Bonfatto ha pagato, sì, sicuramente la squadra era stata fatta così, lui è stato sincero in telecamere, molto spesso, esatto, il calcio è uno, ho detto alla Serie A, alla terza categoria, un allenatore non per forza quello che pensa lo deve dire. Lui, se ti ricordi, l'anno scorso ha fatto un'intervista dove è stato molto sincero sul tipo di mercato e poi ne ha pagato le conseguenze, anche se forse aveva anche un po' ragione. Poi mister Gaffano non lo conosco io, secondo me un allenatore è veramente molto importante per una squadra, al di là che poi se ci sono grandi allenatori, ma lui è un grande allenatore, e l'importanza di avere un grande allenatore per me nelle squadre è importante. La guida tecnica secondo me dello Sciacca è importante e riuscirà a fare bene anche lui. Non ci scordiamo che proprio tu dicevi di Vigneri, che Filippo Chinnici è ex Athletic, quindi penso che avrà esatto. una voglia di fare bene contro la sua ex squadra con la quale ha vinto il campionato 2 anni fa, che ci siamo battagliati, esatto. E poi magari è stato in eccellenza, ha pagato lui lo scotto di tante scelte che molto spesso si fanno, quindi penso che sia anche lì una partita anche di derby tra il Piana e l'Athletic, che a sua volta ha un allenatore che l'anno scorso ha vinto la Coppa, quindi è specializzato anche nelle partite ad eliminazione secca. Assolutamente sì, bene hai fatto a ricreare il link col San Giorgio Piana, perché grazie al buon Salvuccio Geraci andiamo a vedere com'è andata ieri allo stadio di Castelvetrano, con la Folgore che ha ceduto il passo al San Giorgio Piana e tra altre cose ha anche perso per espulsione Gino Giardina. Vediamo. Riprendersi perché la storia non lo permette, sia quella passata sia quella che verrà. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Paolo Marino di Castelvetrano, provincia di Trapani, e Folgore San Giorgio Piana, seconda giornata del girone A di eccellenza siciliana. Attenzione al cross in mezzo, si cerca la testa di Torres, il pallone ancora vivo, attenzione al destro centrale di Martino, respinge a corso la prima occasione della partita. C'è l'intervento regolare su Torres. Occhio alla conclusione da fuori, anche là attraverso il tentativo, sia anche per la squadra di Cavataio con Tarantino. Occhio al grande scambio del Piana con il calcio di rigore per l'atterramento di Maltese. Stavolta c'è il fischio dell'arbitro, c'è il rosso
Marina, tutto pronto. Maltese, il piano in vantaggio, spiazzato Di Martino, 1-0 per la squadra di Filippo Chinici. Sono 3 in 3 partite. Ancora Ervini, la mantiene, serve dietro, oltre la possibilità per Tarantino. Sale Tarantino, la corsa di Giuseppe Tarantino da rigore sul fischio dell'arbitro, il calcio di punizione, il confine con l'area. Giuli, lancio lunghissimo verso Torres, in presidenza maltese, si era proposto in profondità, Torres si accentra, ce la fa ancora nonostante la presenza avversaria. Torres si fa tutta all'aria, poi tira Tibolmenti, ancora Torres, la pressione di Bertoglio, vince con un rimpallo, sempre su il pallone, Torres in mezzo, corso di testa, fuori, ancora Pace, la finta va avanti, l'ex Misimeli, ancora Pace, Mancino basso, Sige. Per Erbini, c'è soltanto calcio d'angolo per la Folgore, tantissime proteste attorno all'arbitro. Pallone a Erbini che sale, c'è anche Bertogli in fascia, Erbini va lui fino in fondo, si accentra, vuole il fallo, la calcio di rigore, non lo ottiene e si dispera. Mazzara 46, Pisciotta fa tutto da solo, sinistro, pallone verso la zona di Pace, non vicino alla porta, tutto da capo con il movimento di ala. Pace, pallone per Pisciotta, giro, traversa, occasionissima, Pisciotta, pallone in verticale per Erbini, esce Cesare, l'ha superato Erbini, posizione regolare per Bonamaison, ancora Bonamaison in mezzo sul petto di Rallo, nuovo cross, Alessandro Scalisi col sinistro, male, Pisciotta a puntare gli avversari, tutti i palloni sono verso la sua zona. Pisciotta, Bertoglio verso Pace, passaggio un po' così, Pace cade, si rialza, parte Pace, la gira in mezzo, secondo palo, Tempiana vorrebbe chiuderla, occhio Maltese, ce ne sono 2 liberi da quelle parti, a Scalisi dalla panchina, il gol di Mattia Scalisi che così chiude la partita dalla panchina. Miliziano, avanti ancora il Piana che sta per conquistare la sua prima vittoria storica nel campionato di eccellenza, cross in mezzo Maltese, stop ed è passaggio per Alessandro Scalisi. Fischio ufficiale 2-0 del San Giorgio Piana che conquista la prima sua vittoria storica nel campionato di eccellenza, e c'è tra i fischi la Folgore Castelvetrano. Rientriamo dopo aver visto le immagini della vittoria del Piana, perché passando invece in casa Folgore, anche se a mio parere la Folgore prima o poi verrà fuori, perché anche se ci sono soltanto 2 partite in archivio, si inizia un po' a delineare quella che è la lotta per mantenere la categoria. Sono emersi anche dei risultati un po' a sorpresa, se posso dire, come la vittoria larga del Partini Caudace contro l'Accademia Trapani, primo risultato positivo per Abbenante sulla panchina del Partini Caudace. Con mister Pagano proviamo un po' a ripercorrere, perché abbiamo parlato delle squadre di testa, ma là sotto ci sarà tanto traffico, probabilmente anche fino alla fine. Sì, diciamo che è molto equilibrato il campionato giù. Giustamente questo 3-0 del Partini Caudace è tanta roba. Poi non è vero che il primo risultato è utile di Abbenante, perché aveva pareggiato domenica all'Ascari. Diciamo che sono, chiamiamole, 2 neopromosse, il Lascari e il Partini Caudace, quindi domenica si erano divisi la posta in palla e quindi magari la reale consistenza della squadra non si è vista. Questo 3-0 sicuramente è un risultato che è importante. Io ci ho giocato contro mister Abbenante l'anno scorso, è uno molto meticoloso, ci siamo conosciuti, è uno che si applica tanto, quindi è uno che fa lavorare e sa lavorare, quindi evidentemente l'ha studiata bene, l'ha preparata bene, è un risultato roboante, anche perché l'Accademia Trapani aveva già un anno di esperienza in questa categoria con qualche giocatore importante.
Partinico è una squadra molto giovane, l'aveva detto anche a Benante in intervista, giovani che hanno bisogno sicuramente di adattarsi di più alla categoria, però un risultato che lascia ben sperare il Partinico, perché poi se sti giovani prendono entusiasmo con un allenatore come lui che sa lavorare, sicuramente hanno buttato le basi per fare un buon inizio di campionato, e poi, come si dice, chi parte bene è sempre a metà dell'opera. Avere già 4 punti in cassaforte con squadre che invece ad oggi ne hanno 0 o 1, siamo sempre lì, preparare la partita con più facilità, quindi sicuramente è un risultato importante. Poi le altre squadre si vedrà. Il Marsala ieri ha battuto il Casteldaccia, ho visto le immagini, anche come a Marineo, io ho un pezzo di cuore lì a Casteldaccia, penso che faranno bene. C'è Mimmo Scialabba che sicuramente vuole fare bene, ha costruito una squadra un po' diversa dagli altri anni, con Pietro Tarantino che già è un attento e conoscitore del calcio dell'eccellenza, quindi hanno anche loro le basi per fare bene. Hanno pareggiato con il Gela la prima partita in casa, quindi ora domenica mi sembra che ci sia Casteldaccia Partinico, o se non erro Dovrebbe, sì. o Casteldaccia Lascari, quindi domenica si andrà a vedere qual è. Poi si può già comunque delineare quello che esce da questa partita, non delinearsi perché poi sai i campionati sono lunghi, in eccellenza ci sono 30 partite, però è chiaro che il Partinico dopo questo risultato importante deve andare a giocare contro il Casteldaccia che è affamato di punti, in un campo molto difficile, in un campo laddove magari, io lo so perché ci ho fatto un anno lì, si può giocare meno a calcio, quindi il Partinico avrà sicuramente un po' più di difficoltà rispetto a Casteldaccia perché loro giocano in un campo in sintetico con le tipologie di gioco, quindi anche da questa partita capiremo la vera forza e la reale consistenza di questo Partinico, e il Casteldaccia deve cercare di sbloccarsi, soprattutto deve fare il primo gol perché altrimenti così diventa dura. Quindi gli auguro agli amici di Casteldaccia di cogliere, non me ne vogliano quelli di Partinico, di cogliere il primo successo per dare una svolta positiva a questo mini inizio di stagione. Assolutamente sì, tra l'altro ti confermo Casteldaccia Partinico, e quello sarà un bel banco di prova per i giovanotti terribili di mister Abbenante. Sono dei terreni di gioco, come tu ben sai, più complicati, soprattutto per chi ama giocare a calcio come mister Riccardo Abbenante. Passiamo rapidamente, rapido sguardo all'eccellenza girone B, perché dopo le prime 2 giornate abbiamo un terzetto di squadre, probabilmente le principali accreditate per la vittoria del campionato, in testa a punteggio pieno, e sono in ordine alfabetico Milazzo, Modica e vittorie, scusate il gioco di parole, molto rassicuranti, anche abbastanza convincenti per tutte e 3 le formazioni. Inseguono, andando a leggere velocemente la classifica, Ionica e Città di Avola a quota 4 punti, 3 punti per 3 squadre, Aci Sant'Antonio che si è sbloccata tra l'altro grazie a una vecchia conoscenza del girone A come Santiago Pavisic, prima vittoria per la Sant'Antonio che aggancia Nebros e Imesi Atletico Catania a quota 3, 2 punti per Polisportiva Gioiosa e Sport Club Palazzolo, 1 punto per Rosmarino, Città di Mister Bianco, Mazzarrone e Leonfortese. Chiudono a quota 0 2 squadre della provincia di Siracusa, ovvero sia il Real Siracusa e la Leonzio. Promozione, partiamo naturalmente dal girone A, altro terreno di caccia particolarmente gradito a mister Pagano. Intanto ti saluta Giovanni Mantegna che ciao Giovanni, in bocca al lupo e complimenti per la vittoria di ieri. E a loro e ai suoi saluti si aggiungono anche quelli di Alberto Di Peri, direttore sportivo dell'oratorio. Ho parlato bene di lui, dell'oratorio Marinè, del resto giustamente non poteva. C'è un messaggio di Maurizio Cardella: Pagano a bei ricordi a Castelvetrano, ne parlavamo anche a microfoni spenti, poi ci torniamo sui bei ricordi perché parlando di promozione c'è un altro campo che ti evoca bei ricordi, ma ci arriveremo dopo quando parleremo di un altro girone, penso che tu abbia già capito. Eccellenza promozione girone A, Bagheria che cerca di fare la lepre, cerca di scappare. 2 vittorie importanti contro 2 squadre magari non sullo stesso livello del Bagheria, però intanto, come dicevi tu prima, chi ben comincia è a metà dell'opera. Sì, penso che
potrebbe essere l'anno giusto per il Bagheria di tornare in eccellenza. Io da buon bagherese mi auguro che quella città, la mia Bagheria, riesca ad avere non solo l'eccellenza, ma spero che ci siano dei presidenti che possano portare i fasti di quando ero bambino io, i fasti della Serie D, laddove il Bagheria era protagonista in Serie D, ma non bisogna parlare di passato, perché alla fine si va solo a parlare di passato, si parla di presente. Il Bagheria che io ho allenato l'anno scorso con i presidenti Marino e Gallina avevano già dall'anno scorso un progetto importante. Poi se a questo andiamo ad aggiungere l'esperienza di Ciccio Tantillo, è chiaro che hanno costruito una squadra che è partita da un mini blocco di 4-5 persone che io già avevo l'anno scorso, ma alla quale mancava qualche giocatore che poteva dare il là, e quest'anno l'hanno preso. Hanno fatto un mercato veramente importante con Lucera. Io mi sento spesso con Salvo Provenzano, con cui siamo molto amici, era il direttore lui l'anno scorso, quindi l'anno scorso ci siamo frequentati parecchio, perché lui era il direttore e io l'allenatore, e tutt'oggi ci sentiamo spesso, e gli ho detto lui ha un potenziale offensivo da 50 gol là davanti, non lo vedo in nessun'altra squadra di promozione io, perché loro tra Lucera, Stassi mal che vada farà 20 gol, Lucera mal che vada ne farà 15, e questo ragazzo Giglio del 2004 ne ha fatti parecchi in eccellenza, hanno un potenziale là davanti che non vedo in nessuna squadra. Se poi gli metti che hanno preso Ivan e il figlio, io lo chiamo Ivan, il figlio di Ivan perché conosco il padre, di Giorgio che è un ragazzo forte, aggiungi vari Florio, Costa, Cinà che già c'erano, non mi vogliono i ragazzi se mi scordo qualcuno che ho allenato l'anno scorso, Caracappa, Fiorentino, hanno una squadra importante, hanno trovato la giusta simbiosi con Angelo Tomasello, perché lo stesso discorso fatto con Filippo Chinnici che lì a Piana ha una certa, come dire, una certa attrazione tra società, pubblico e dirigenza nei confronti dell'allenatore, lo fanno lavorare molto bene, quindi questa simbiosi che ha in tutta la dirigenza, questo amore, chiamiamolo così, reciproco, stima reciproca con Angelo Tomasello, penso che sia il mix giusto per fare un grandissimo campionato, e quindi gli auguro veramente da buon bagherese di fare un grande campionato anche all'altro Bagheria con cui ho tanti amici, anche all'Aspra dove ho tanti amici e siamo tutta una comunità. Non faccio il tifo per nessuno, ma vorrei che portasse qualcuno il calcio prima possibile importante a Bagheria. Ecco, tra l'altro oggi di sfuggita leggevo, a proposito di Bagheria, un post molto ben augurante del sindaco Tripoli, che parlava del fatto che a breve avverrà la posa della pensillina per la copertura della tribuna dello stadio comunale, per così avvicinarsi ancora di più a quella data fatidica della riconsegna dello stadio comunale al popolo bagherese. Questa sarà sicuramente una bella notizia. Abbiamo parlato anche con Ciccio Tantillo di quanto può essere importante avere del pubblico e avere, magari ricostruire quella tifoseria, magari non soltanto il Bagheria, ma anche, come hai detto tu, il 90-011, l'Aspra, le squadre che giocano al comunale, avere anche proprio la spinta di un pubblico che possa fare il cosiddetto 12° uomo. Questo è da vedere, perché è chiaro che ormai manca da tanto il calcio a Bagheria. Io mi ricordo quando ero ragazzo veramente si riempiva quella tribuna. Quando poi il calcio ti manca per così tanti anni, non lo so che impatto avrà, se ci sarà un tifo organizzato. Sempre penso appena degli albanesi, oppure l'anno scorso sono stato a San Giovanni Gemini, era una bolgia. In questi paesi secondo me il tifo organizzato, la bolgia, non so se subito alla riapertura della tribuna ci sarà qualcosa del genere anche a Bagheria, perché manca da troppo tempo, e ti assicuro che giocare a porte chiuse, l'ho visto l'anno scorso, non è bello, e sicuramente l'apertura delle tribune è una cosa importante, l'apertura dello stadio è una cosa importante per Bagheria e i bagheresi. Speriamo che il movimento calcistico in generale riesca a riprendersi a Bagheria, a portare persone allo stadio. Questo è importante. Anche l'altra squadra del Bagheria ieri ha pareggiato, forse stanno trovando piano piano quella continuità e quell'equilibrio. Loro sono, tra virgolette, una matricola, sicuramente meno strutturati a livello proprio di
di conoscenza di un campionato come l'altro Bagheria, e quindi stanno un po' vivendo nella fase iniziale questo adattamento, però già hanno fatto 2 pareggi, uno in casa col Mazzara e magari è stato un risultato, l'hanno preso un po' negativo, però ieri andare a pareggiare a Fulgatore, una trasferta indenne, quindi auguro anche all'Aspra degli amici Meneo, Frittit, del presidente Arena. Credo che tutto questo faccia bene, che ci sia una sana rivalità, mi auguro, perché la sana rivalità porta sempre ad eccellere verso il meglio e mai si sia sempre avversari e mai inimicizia. Di quel nemico è tutt'altro rispetto a un avversario calcistico, massimo rispetto fuori e tanta battaglia dentro il campo. Sono stato sempre un fautore di questo tipo di calcio. Assolutamente, sono d'accordo. In attesa di vedere il pubblico a Bagheria, andiamoci a gustare i 4 gol realizzati dal Bagheria contro il Renzolo Piccolo Terrasini, poi torniamo qui. Due cittadine importanti per la Sicilia, una sfida che richiama altri tempi, ma è soltanto l'inizio di un percorso per grandi speranze. Amici di Sportizi Liceo, da Salvo Giracci siamo live dal comunale di Bagheria, provincia di Palermo, e Bagheria Renzolo Piccolo Terrasini, seconda giornata del girone A di promozione siciliana. Cross in mezzo, occhio alla deviazione sfortunatissima della Renzolo Piccolo Terrasini. L'autogol di Lorenzo Lo Piccolo. Il traversone in mezzo, colpo di testa che non c'è da parte di Periconi, poi il tentativo fuori, l'occasionissima per Ventimiglia. Andrada che sventaglia verso la fascia di sinistra, Lucera sterzata a destro oltre la traversa. Ancora il Bagheria con Gio che si accentra, va sempre di più in fondo, piena area di rigore, cerca l'incrocio più lontano, c'è anche l'Aspra nello stesso girone, lanciato Stassi col destro a tu per tu con Buzzetta, sbaglia l'occasione gigantesca. Lucera torna indietro al suo solito cross in mezzo, colpo di testa di Stassi, c'è il gol, stavolta sì che arriva, si riscatta. Altro servizio di Stassi, esce Buzzetta, ne approfitta Gio, ferma il pallone e lo mette dentro per il 3-0. Segna Raffaele Gio. Lucera avanti ancora i nerazzurri, doppio passo fino in fondo. Lucera, cross in mezzo di testa Stassi. Lo Piccolo e lui a fare il centrale, a fare il mediano invece è Guida. Occhio a Stassi che ne approfitta ancora una volta. Sono 4 gol in 24 minuti per il Bagheria. Sono 7 in stagione, sono 91 in carriera, non la finisce più. Lautaro Bartoloni mette giù l'argentino, segue tutto Caracappa, traversone in mezzo, Stassi, aggancio Mancino, buon passaggio per Corso. Corso finta il traversone dentro, il destro mancato da parte di Maniaci. Perricone, Mancino dalla distanza sulla traversa. Gio a puntare Polizzi, Mancino, Buzzetta, aiutandosi anche con il palo c'è Stassi che commette fallo in attacco. Caracappa batte contro la barriera a 2, pallone in mezzo, Perricone col mancino, Andrada col destro, parte Perricone, traversa, un'altra. Parte Perricone, altra traversa, la terza della partita. Non vuole proprio entrare. Guida praticamente in mezzo a 3. E allora pallone per Geraci che va sul destro, traversa. Anche per lui sono 4 in totale per il Bagheria. 4-0 del Bagheria sulla Renzolo Piccolo Terrasini. Doppietta di Stassi, in mezzo il gol di Gio, prima di tutto l'autogol. Dopo 5 minuti di Lorenzo Lo Piccolo. Abbiamo parlato del nucleo bagherese, potremmo definirlo così, con Bagheria Città delle Ville, Bagheria 90011
e Aspra, che fanno parte ovviamente a vario titolo del gruppo delle squadre, delle 14 squadre della girone di promozione. Poi c'è il nucleo delle palermitane, perché in testa c'è anche il Cus Palermo, che ha fatto 2-2, ha vinto una partita molto importante contro il Borgetto Giardinello, appena affidato a mister Adragna dopo l'addio di Dino Marino. Ma poi, e qui ti interrogo, ci sono queste due neopromosse, ovvero sia Regina Mundi e Sport Palermo, che hanno questo mix di giocatori di qualità, di giocatori di esperienza, giocatori che hanno tanta promozione, anche un po' di esperienza alle spalle, e qui opportuno più che mai Salvo Geraci con la classifica. Una vittoria e un pareggio per entrambe dopo le prime due partite. Tra l'altro Sport Palermo che ha messo in piedi delle rimonte clamorose, tra cui una in Coppa per passare il turno. Regina Mundi che sembra aver attutito bene al doppio colpo, ovvero sia l'addio di Calafiore e l'arrivo di Cipolla e l'addio di Jack Serio, ne parleremo dopo. Insomma, è un campionato che si presta a tante, abbiamo parlato del Bagheria come principale candidato, ma ci sono tante squadre che sono lì per battagliare. Sì, è un campionato equilibrato dove ci sono delle squadre attrezzate. Mi riferisco in primis a Regina Mundi e all'Aspra, che secondo me assieme al Bagheria uscirà da queste tre. Anche se il Bagheria oggi ha tutto per cominciare. Chi ben comincia, hai detto tu e l'ho detto anch'io, è a metà dell'opera. Ad oggi il Bagheria ha qualcosa in più come entusiasmo, come equilibrio, e le altre due per me, Aspra e Regina Mundi, sono entrambe forti, possono giocarsi le loro carte per vincere questo campionato. È chiaro che devono trovare l'equilibrio. L'Aspra, con cui Marco ci sentiamo spessissimo, se riesce a trovare l'equilibrio può dire la sua. Penso che sia sulla buona strada, perché in Coppa hanno subito una rimonta, non era mai bello, però penso che stanno lì a trovare la quadra. E lì poi c'è un pezzo di cuore mio che è Fabrizio Monti. Ho fatto Stassi mal che vada fa 20 gol, la stessa cosa lo dico con Fabrizio, che secondo me mal che vada fa 20 gol. E quindi l'Aspra è una squadra assieme a Regina Mundi. E non ci dimentichiamo che Regina Mundi ha dei giocatori che hanno vinto, c'è Giovenco, quindi il fatto di avere una squadra che abbia dei giocatori che abbiano già vinto o che siano portate alla vittoria già dà la mentalità e riescono a trascinare. Faccio il nome di Marco Clemente, che ha già vinto, e dalla sua esperienza, anche se un po' avanti con l'età, è sempre un centravanti importante per la categoria. Anche lui penso che darà tanto a livello di trascinare gli altri, perché è gente che ha già vinto. Certo, l'abbandono di Jack Serio è un po' così, qualcosa gli viene a mancare, perché quello è un giocatore che fa la differenza, un giocatore che ti decide, mal che vada, almeno 4-5 partite le decide lui normalmente. Vai a figurarti in una squadra così forte come il Regina Mundi. E poi c'è lo Sport Palermo, che secondo me è un grande allenatore, che è Paolo Scalia, che io conosco. Lui allenava quando ancora io avevo 20 anni, poi è stato un po' senza allenare, ora si è riproposto alla grande dopo tanti anni e sta facendo bene a suon di rimonte, non solo con l'Aspra ma anche con Regina Mundi. Hanno rimontato una partita da 2-0 a 2-2, se non sbaglio in 10 uomini, per cui sta dando dimostrazione del valore che è l'allenatore. E mi rifaccio sempre a quello che ti dico, che la guida tecnica è molto importante. Poi ci sono le altre squadre che vedremo. C'è il Cus, che secondo me anche il Cus è una buona squadra. Mustacciuolo, che per me, al pari di Manfredi Di Giorgio, è uno dei più forti centrocampisti, su ragazzo veramente fortissimo, e quindi hanno l'amalgama, perché sono molti anni che già hanno un gruppo che giocano assieme. Poi dico, ci saranno le partite, diranno quali sono le squadre che possono ambire per i playoff, e poi c'è un campionato che deve prendere la piaga, deve andare a indirizzarsi. Mi auguro che anche il 911 di Bagheria, che sta trovando la quadra, possa cominciare a dire la sua in questo campionato e possano fare anche loro una buona figura. È un campionato avvincente. Domenica c'è il derby Bagheria-Aspra, c'è Regina Mundi-Bagheria. Purtroppo non posso andare a vedere il derby per il discorso delle porte chiuse, altrimenti ci sarei andato a mettermi lì già alle 3:15, ma purtroppo non si può andare, e quindi forse andrò a vedere Regina Mundi Bagheria. Già capiremo di queste due squadre quello che uscirà dal campo. Sicuramente è una partita dove sarà una battaglia, e quindi
si capirà il reale valore di questo Bagheria del Giramondi, che già il valore è immenso, ma lo scontro diretto potrà già dire una cosa: se il Bagheria dovesse vincere già metterebbe a 5 punti una delle pretendenti, delle candidate ad andare appresso al Bagheria, quindi è chiaro che è una partita che non è decisiva, ma dico, ci sono tutti i presupposti per vedere una bella partita e capire il campionato che piega prenderà. Assolutamente sì, poi tra l'altro lo possiamo dire, lo diciamo, che in questo momento c'è anche un po' di unione tra il mister dell'Aspra, che è Marco Mineo, il direttore sportivo del Regina Mundi, Gigi Prestigiacomo, in questo momento si trovano nello stesso posto perché è il compleanno di Vice Prestigiacomo, quindi diciamolo tranquillamente, facciamo naturalmente gli auguri. Non ci starà guardando perché ha di meglio da fare, giustamente, quindi... è Regina Mundi Bagheria, non Regina Mundi Aspra, per cui dico... Esatto, perché poi c'è anche Marco Mineo, c'è tutto perché sono tutti a Villa D'Amato, certo, quindi... perché dicendo tra i due litigando il terzo esatto. esce un pareggio e l'Aspra riesce a vincere il derby, sì. si mette lì e sono tutti pare e patta e si ricomincia da capo senza guardare le precedenti partite e diciamo che si entra nel vivo della competizione. Assolutamente sì, però tutti amici, poi appena ci si gioca i 3 punti. È giusto così, io questa cosa sono stato sempre veramente leale con tutti, poi dentro il campo è chiaro che una volta che entri là dentro devi battagliare. Assolutamente sì. Sono d'accordissimo. Rapido excursus sul girone B, caro il mio Salvo Geraci, la classifica del girone B di promozione dei primi 180 minuti, ci sono 4 squadre al comando e sono Sant'Angiolese, Città di Villafranca Orlandina e la Messana, che tutti ritengono favorita per la vittoria del campionato. A 4 punti il Mistretta, a 3 punti Monforte San Giorgio, Promende e San Fratello Acquedolcese, 1 punto per Polisportiva Sant'Alessio Nuova Rinascita Luntina, 0 punti Valdinisi, Città di Galati e Atletico Messina. Girone C con il Nicosia da solo al comando, 6 punti, 4 punti per Santa Domenica Vittoria e Riposto, 3 punti Aragona, Giarre, Gemini, Camarat e Villarosa San Sebastiano, 2 punti Casteltermini, 1 punto Serra di Falco e Calcio Santa Venerina, 0 punti Belpasso e San Pietro. Qui vengo, caro il mio Peppe Pagano, perché c'è stato questo trasloco delle due squadre rivali storiche. Camarat e Gemini sono state spostate in maniera anche abbastanza sorprendente nel girone C. Poc'anzi abbiamo parlato di Gexero che è passato al Camarat, tu a Cammarata hai vissuto forse una delle tue giornate più belle da allenatore, quando hai vinto con l'Oratorio Marineo lo spareggio per la vittoria del campionato di promozione 2019, se non ricordo male, contro la Don Carlo Misilmeri, anche lì partita agonica, visto che si parla di grandi centravanti. Santo Scarpinato è veramente, penso, uno dei giocatori a cui tu sei più legato. Camarat che quest'anno sta facendo le cose per bene a livello intanto di costruzione dirigenziale, ha messo su una grande squadra, Vito Lupo, Toto Federico, ora anche Jack Serio, c'è Davide Carioto, c'è Mirko Marrone, insomma i presupposti per fare bene ci sono. Assolutamente sì, hanno allestito una buona squadra. Il Camarat è una squadra che per molti anni ha fatto bene anche in eccellenza, ora anche lì manca da diversi anni l'eccellenza, quest'anno a tutti i costi la vogliono conquistare. Anche il San Giovanni Gemini del mio amico che saluto, Domenico Agosta, ha fatto una buona squadra, perché è andato Colley e altri giocatori importanti che sono andati lì a giocare. Hanno vinto il derby di Coppa, come i derby Misilmeri Marineo, che tu dici sono, anche lì Camarat San Giovanni è molto sentito, quindi loro hanno vinto quel derby, inizialmente ha dato molto entusiasmo, poi hanno perso la prima, entrambe, sia Camarat e San Giovanni, e poi ci sono tante squadre che lì non conosco, le catanesi, dico non è, diciamo, habitat naturale mio, mi auguro che possano fare bene e che possano, queste due squadre sia San Giovanni che Camarat, perché sono agrigentine ma è come se fossero palermitane, le incontriamo ogni anno, ci sono tanti amici, le altre non le conosco, mentre dall'altro lato facciamo un in bocca al lupo al Messana dell'amico Riccardo Ferrara che ho allenato l'anno scorso, un grandissimo portiere, e quindi gli auguro che possano fare bene. E poi c'è il Mistretta di Gianfranco Melidone e Santo Salerno che l'anno scorso per un solo punto non è riuscito a vincere il campionato, speriamo possano ripetere quell'annata importante. Assolutamente sì, tra l'altro Mistretta che appunto l'anno scorso sotto i gol di Santo Salerno è stato l'attaccante più prolifico della Sicilia. E hai detto bene tu, Camarat e Gemini, due squadre. Poi tra altre cose, una cosa che forse in pochi tengono in considerazione, che
per carità c'è da vincere i campionati, adesso c'è la nuova formula dei playoff che di fatto prevede una sola promozione tra le 4 vincenti dei playoff di girone, però poi c'è la Coppa e considerando tutti i nomi di squadre che abbiamo fatto che chiaramente non vinceranno il campionato perché ne vince una sola per girone, la Coppa diventa appetibile. L'anno scorso l'abbiamo visto con il San Vito Lo Capo che sconfitto sul campo dal campionato alla fine ha fatto quel miracolo perché ha fatto fuori il Vittoria in finale e il San Giorgio Pena in semifinale, ha ottenuto l'eccellenza. Sì, ma non solo, perché se ci pensi anche 2 anni fa il Castelbuono che arrivò quarto quinto, perché magari la Coppa è così. Nelle prime battute ancora gli equilibri delle squadre non ci sono, può capitare una sorpresa rispetto ad un'altra, invece la Coppa è molto importante. Negli ultimi 2 anni abbiamo assistito a Castelbuono da un lato e a San Vito dall'altro lato che avevano già vinto anche in finale, perché poi sai, una squadra che non ha vinto arriva, ma difficilmente in semifinale non trovi squadre che hanno già vinto i loro campionati, a lungo andare lì, quindi magari una squadra che arriva lì che non ha vinto il campionato o i playoff e ti trovi magari con altre squadre che hanno vinto già i rispettivi campionati o i playoff, come è successo a San Vito l'anno scorso e a Castelbuono 2 anni fa, che arrivi con delle squadre che hanno già raggiunto i propri obiettivi e magari a livello motivazionale riesci a spuntarla e a vincerla, però all'inizio di stagione ci sono delle eliminazioni eccellenti perché il campionato, il calcio a agosto è un tipo di calcio, le sorprese sono più dietro l'angolo rispetto al calcio di febbraio o marzo. Assolutamente. Chiudiamo con la classifica della promozione girone D che vede 3 squadre in testa, ovvero sia Pro Ragusa, Megara e Niscemi. 4 punti per il Gela e il Santa Croce, naturalmente da non confondere il Gela con il Città di Gela che gioca in eccellenza. 3 punti per il Priolo Gargallo, poi c'è una scarica di squadre a 1 punto, Aci Bonaccorsia, c'è Galatea, Gimnica Scordia, Aci Catena, Noto, Città di Canicattini e Feigintini. 0 punti per lo Scicli. Siamo arrivati ai titoli di coda. Ringrazio Peppe Pagano, grazie per essere stato con noi e per averci fatto non dimentico compagnia. Tutti i buoni articoli che fai, anche l'anno scorso che su Sports Sicily qualcuno mi chiedeva ma perché ti ha fatto questo articolo, io pensavo che Camucca ancora quando lui faceva le telecronache per il Misil Mary contro il Marineo ha ancora una sorta di un qualcosa che lo lega a me. E quindi ti ringrazio per la stima che abbiamo negli vissuto... anni hai diffuso, e veramente l'anno scorso ci fu un articolo che è uscito a un certo punto della stagione e tutti mi chiedevano di solito ti sei comprato tutti i giornali, hai chiamato Camucca, gliel'hai detto tu, ma non è, lo puoi dimostrare anche tu, non è assolutamente vero. E quindi ci sono gli estratti conto che parlano. È sempre un piacere stare così in questa trasmissione ben condotta da parte vostra. Assolutamente sì, settimana prossima torna Salvo perché non ha più compleanni da festeggiare, mi auguro, visto che stasera è ben impegnato. Scherzi a parte, settimana prossima torniamo con questa nuova formula di Lo Calcio, prima parte dedicata alla Serie D, vi abbiamo visto che siete stati in tanti anche a commentare e a seguirci, e poi la seconda parte con ospiti in studio e con salvorifici per parlare di eccellenza, promozione e presto anche daremo uno sguardo rapido a prima e seconda categoria. Ringraziamo chi ci ha seguito, ringrazio Salvo Geraci in regia che tra poco prende il pleddino e si addormenta perché dopo 2 ore giustamente anche lui inizia a patire. Scherzi a parte, continuate a seguirci su Facebook, su Instagram, su Twitter, su TikTok, sul canale YouTube Sport Sicily TV dove potrete vedere e rivedere le immagini che abbiamo girato nei campi nello scorso weekend. Mercoledì c'è la Coppa di Eccellenza, seguiteci su www.sportisili.it e naturalmente seguiteci su Lo Calcio. Ciao!